Sorso protagonista, come ormai da qualche anno, nel itinerante, perché abbiamo visto che questa è un'idea mutuata a tanti comuni del Nord Sardegna, Calici di Stelle. Il 2 agosto ne parliamo con Marcello Spano, l'assessore alla cultura della cittadina di Sorso. Un'occasione come tante per sottolineare le bellezze del territorio, oltre che quelle che sono le veramente eccellenze enogastronomiche, perché poi ci sarà l'abbinamento sicuramente come ogni anno di tutto ciò che il territorio offre. Sì, e questa è la 13ª edizione di Calici. Siamo nel circuito, come lei giustamente sottolineava, di Calici di Stelle ormai al 13° anno. Per noi è la prima esperienza, siamo appena arrivati all'amministrazione della nostra città, la città di Sorso, e quest'anno abbiamo voluto dare subito, nonostante il tempo brevissimo e un anticipo di data, il nostro tratto. Abbiamo scelto un tema che è il vino, la luna e i cieli stellati. Il vino protagonista, la luna a ricordare l'anniversario dell'allunaggio, e i cieli stellati poiché è un concetto un po' più, come dire, aulico e filosofico, per cui siamo tutti sotto lo stesso cielo, ma i cieli sono tutti diversi a seconda della prospettiva e dello sguardo di chi li guarda. Ci stiamo mettendo molto impegno, ci auguriamo che la manifestazione piaccia e che abbia il seguito che solitamente ha, quindi ereditiamo un grande tesoro e ci auguriamo di portare avanti il progetto. È un percorso enogastronomico di valorizzazione del territorio, ma non solo, è anche un modo per far conoscere il nostro centro storico, gli artisti e mettere in luce le nostre peculiarità. Quindi siamo lieti e vi aspettiamo numerosi ad accogliervi.